manifestazioni della CGIL contro la manovra giudicata iniqua. Sul piatto la precarietà del lavoro, il caro bollette, le pensioni e i mancati investimenti in sanità. Ennesima tragedia sul lavoro in Veneto. A perdere la vita in un'azienda vitivinicola di Cessalto è stato un 43enne. Lascia moglie e un figlio a ucciderlo le esalazioni all'interno di una cisterna. Femminicidio di San Stino di Livenza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uxoricida che lo scorso 6 dicembre ha ucciso la moglie Cinzia Luison colpendola a bottigliate. Resta ancora in stato di libertà André Morana, il 26enne indagato per l'omicidio di Paolo Marangon, morto a 67 anni dopo essere entrato in coma per l'aggressione a Chioggia. Il suicidio della docente transgender di Marcon, morta nel rogo della sua roulotte nel Bellunese. La procura ha archiviato il caso, nessuna istigazione al suicidio. Gli attivisti climatici bloccano il traffico per mezz'ora dalle 10 sul Ponte della Libertà, traffico bloccato in direzione Venezia. I manifestanti chiedono più investimenti nelle energie rinnovabili. A Mestre la prima tappa di campioni di vita, gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia tu per tu con campioni come Adriano Panatta e Andrea Lucchetta. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Apriamo dunque con lo sciopero del settore pubblico e privato contro la manovra di governo che i sindacati giudicano iniqua. Lavoro, sanità, pensioni, lotta al precariato, i temi al centro della mobilitazione. Presidi e manifestazioni dalle 9:30 del mattino dei lavoratori e pensionati del settore pubblico e privato, l'agitazione indetta dai sindacati di categoria. Sciopero generale un po' di tutti i settori perché per protestare contro la finanziaria di governo. A scioperare per la prima volta pure i dipendenti dell'ente portuale di Venezia. Lavoro, pensioni, sanità tra i temi della mobilitazione generale odierna. Chiedevamo un progetto straordinario per le assunzioni e chiedevamo anche lo stanziamento per quanto riguarda il rinnovo dei contratti pubblici. Vorrei ricordare non solo della sanità ma di tutti i lavoratori pubblici, sia dei settori della sanità, degli enti locali, degli statali e soprattutto dell'educazione e della scuola. Rinnovo del contratto scaduto, oramai da 4 anni, anche per i lavoratori del porto. Dal 2018, dopo un anno di confronto con l'azienda, con il presidente attuale, non siamo riusciti a rinnovarlo. Non è stato possibile raggiungere un'intesa. Quindi giovane precariato e non ultima la richiesta della rivalutazione delle pensioni, ferma oramai da 10 anni e già decisa con i governi precedenti. Il governo decide invece di tagliare questa rivalutazione, di tagliarla per 3,7 miliardi di euro. A scioperare anche i dipendenti con contratto a tempo, come Vladimiro, metalmeccanico a Marghera, racconta la sua vita da eterno precario. Ad ogni rinnovo c'è la perdita del contratto salariale, c'è la perdita di diritti per quanto riguarda le minime cose acquisite, quindi ogni volta sembra da dover lottare. La cronaca con l'ennesimo incidente sul lavoro accaduto a Cessalto, ai confini tra Marca Trevigiana e Veneziano. A perdere la vita in un'azienda vitivinicola un 43enne albanese. Lascia moglie e un figlio, a ucciderlo le esalazioni all'interno di una cisterna. Non posso rilasciare dichiarazioni, mi dispiace. Quindi non rilasciate dichiarazioni? Al momento no. Non c'è nessuna voglia di parlare alla Corvezzo Wine di Cessalto, teatro dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro nella Marca. Qui tra i vigneti e le cantine di Via Palù, Dritan Meccai, 43 anni, era uno di casa, esperto vinierista. A ucciderlo, stando alla prima ricostruzione a ridosso del mezzogiorno, delle esalazioni all'interno di una cisterna in acciaio in autoclave utilizzata per lo stoccaggio del vino. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del SUEM 118, subito raggiunti dallo Spisal, dai vigili del fuoco di Motta di Livenza e dai carabinieri per tutti i rilievi del caso. C'è da capire come un operaio così esperto sia morto tanto atrocemente. Dritan lavorava da anni alla Corvezzo Winery, il cui patron Renzo è stato presidente del Calcio Treviso. Era sposato con una connazionale e padre di un bambino di 11 anni. Lo stesso sindaco che si mette a disposizione della famiglia parla di un uomo perfettamente integrato. Dall'inizio degli anni 90, insomma, non era difficile vederlo passeggiare per il paese con il figlio, quindi
ancora di più mancherà. A nemmeno 2 settimane dall'ultimo infortunio mortale, altro sangue macchia la nostra provincia, afferma Rosita Battaina della FLAI CGIL. Il richiamo del sindacato sul tema sicurezza resta ancora inascoltato. Di Veneto Maglia Nera per gli incidenti sul lavoro parla poi la consigliera regionale 5 Stelle Erika Baldina. Zaia non mantiene le promesse sugli Spisal. Da tecnico anch'io, insomma, ho lavorato nelle cantine e so quanto pericoloso sia, posto che stiamo parlando di una cantina serissima che insomma e spiace ancora di più. Davanti al giudice si è avvalso della facoltà di non rispondere l'uxoricida di Santino di Livenza che lo scorso 6 dicembre ha ucciso la moglie Cinzia Luison colpendola con una bottiglia usata come una mazza. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di fronte al GIP di Pordenone Giuseppe Pitteri, il 65enne che ha ucciso la moglie Cinzia Luison lo scorso 6 dicembre nella loro casa di Santino di Livenza, utilizzando una bottiglia colma di vino come mazza e colpendo la moglie al volto e alla testa per ben 10 volte. La scorsa settimana, perché positiva al Covid, non aveva potuto presenziare all'udienza di convalida dell'arresto per omicidio aggravato dal legame familiare. Il barbaro femminicidio, scaturito, come reso noto dalla procura, per questioni economiche. L'uomo da alcuni mesi aveva un'amministrazione di sostegno e indipendenza di una pessima gestione delle proprie risorse, si legge dagli atti. È su questo aspetto che si concentrano le ricerche degli investigatori per trovare il movente del delitto. La moglie gli passava 50 euro la settimana. Soltanto 4 giorni prima dell'assassinio si era lasciato sfuggire ad un conoscente che avrebbe ammazzato la moglie se quest'ultima non gli avesse sbloccato i conti. Così ha ascoltato dai carabinieri l'amico che aveva raccolto la confidenza. Pitteri riteneva infatti Cinzia Luison responsabile dell'azione che aveva portato alla nomina del tutore affinché ponesse fine allo sperpero dei soldi della pensione. Si attende intanto il nulla osta ai funerali. Resta ancora in stato di libertà Andrea Moran, il 26enne indagato per l'omicidio di Paolo Marangon, morto a 67 anni, dopo essere entrato in coma per l'aggressione a Chioggia mentre con un'amica si stava recando a cena fuori. Ancora da fissare la data dei funerali, giorno durante il quale il sindaco Mauro Armelao ha indetto una giornata di lutto cittadino. Il suicidio della docente veneziana transgender morta nel rogo della sua roulotte a Belluno, la procura bellunese ha archiviato il caso. Nessuna responsabilità o istigazione al suicidio. La tragedia fu il risultato di una libera scelta. Così la procura di Belluno, che ha archiviato il caso sulla morte di Chloe Bianco e secolo Luca Bianco, la docente transgender di 58 anni di Marcon, deceduta lo scorso giugno nel rogo della sua roulotte parcheggiata tra Auronzo e Misurina. La tragica morte dell'insegnante infuocò quei mesi di inizio estate con proteste di piazza organizzate dalla comunità LGBT, dalle famiglie arcobaleno, dalla rete studenti medi. Da Treviso a Venezia, qui manifestanti chiesero le dimissioni dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, finita nel mirino degli odiatori seriali con minacce e insulti via social rivolti a lei e ai suoi familiari. L'assessore era stata accusata di essersi accanita contro la docente che nel 2015 si presentò all'Istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave, dove insegnava in abiti femminili, annunciando agli studenti che quella avrebbe dovuto essere per tutti la sua nuova identità. Un annuncio che colse di sorpresa i ragazzi e i genitori, che si rivolsero proprio all'assessore all'istruzione perché prendesse una posizione. Donazzan definì gli attacchi nei suoi confronti una strumentalizzazione politica di una tragedia, ribadendo in più occasioni che il tema della sessualità è un fatto privato da rispettare, ma la scuola non può essere un luogo in cui ci si presenta vestiti da donna da un giorno all'altro senza preparare la classe. Le modalità scelte per quel coming out portarono alla sospensione di 3 giorni della docente, che vide il suo ricorso rigettato dal giudice del lavoro. Dopo 2 anni Chloe Bianco lasciò l'insegnamento. È da lì che forse si innescò un vortice di smarrimento, solitudine, che la stessa insegnante raccontò in un blog, fino al tragico epilogo e alla decisione di farla finita. Chi scese in piazza in quei giorni di giugno vide un collegamento tra la sua vicenda personale e le conseguenze che vi furono, la successiva depressione e il suicidio, ma oggi la procura di Belluno ha scritto la parola fine in questa drammatica vicenda.
Ieri sera è intervenuto nel corso di ring il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che aveva celebrato nel pomeriggio la messa per Santa Lucia. Durante la trasmissione il patriarca ha parlato dell'omelia, ma ha parlato anche del prossimo Natale, dei giovani, e poi è intervenuto sul tema dell'autonomia. Sentiamo le sue parole. L'autonomia è qualcosa che appartiene alla sanità di un organismo, di una persona, di una comunità. L'autonomia vuol dire cogliersi con delle capacità e delle proprietà che devono essere vissute, che devono essere offerte anche agli altri. Autonomia per me vuol dire solidarietà e sussidiarietà. L'autonomia è qualcosa che riguarda la persona, che riguarda le famiglie, che riguarda i corpi intermedi. Dal punto di vista politico la nostra Costituzione parla di un'autonomia all'interno certamente del principio dell'unità nazionale. L'unità nazionale, una forte autonomia risulta rafforzata. L'autonomia che sa guardare a un'unità nazionale è un'autonomia che dà il meglio di se stesso. Gli attivisti di Ultima Generazione hanno bloccato questa mattina per mezz'ora il ponte della Libertà che collega Venezia alla terraferma, un blocco che ha generato lunghe code di auto e gli inevitabili disagi. I manifestanti hanno chiesto l'interruzione delle centrali a carbone, l'annullamento di trivellazioni in Adriatico e chiesto venga favorito l'uso dell'attività eolica. Venezia, viene sottolineato in una nota diffusa dal movimento, è un caso esemplare di situazione ad alto rischio a causa degli effetti del collasso ecoclimatico in Italia. Una protesta contro il governo, sostengono che sta investendo in combustibili fossili quando invece dovremmo investire in energie pulite. La polizia è intervenuta per ripristinare la viabilità, i manifestanti sono stati tutti denunciati. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di contributo d'accesso e affittanze turistiche. A Venezia è previsto il cambio di destinazione d'uso come deroga comunale al tetto dei 4 mesi all'anno. Ad annunciarlo in anteprima il sindaco Brugnaro. Affittanze turistiche. A Venezia in arrivo una modifica di più ampio respiro rispetto alla stretta vigente, con il limite del tetto massimo di 120 giorni d'affitto all'anno. A darne notizia lo stesso primo cittadino. Salvo che non ci sia da parte del comune un cambio di destinazione d'uso, che è esattamente quello che abbiamo intenzione di fare noi. Cioè, nel senso che questo articolo dà al comune, alla giunta comunale e al sindaco di fatto, i pieni poteri per poter agire su sta roba. La modifica al vigente regolamento si terrà di comune accordo con i proprietari, puntualizza Brugnaro. Dico, a chi vuol continuare a fare questa attività tutto l'anno, farà una domanda di un cambio di destinazione d'uso. E la residenza che ha adesso, la sua destinazione d'uso, diventerà residenza turistica, su sua richiesta. Così, a patto, il proprietario di B&B provvede a informare i turisti sulle regole di buona condotta da tenersi in città. Diversamente, sarà lo stesso proprietario a risponderne in prima persona, pecuniariamente e anche, nel caso, penalmente. Dettagli questi che faranno parte del nuovo regolamento del contributo d'accesso che, prima di essere approvato in data da definirsi in Consiglio Comunale, fino al prossimo 7 gennaio è materia di proposte e migliorie anche da parte degli stessi cittadini, che potranno esprimere il loro parere nella piattaforma pubblica, il cui link si trova sul sito del Comune, dove si sta già pensando a come conteggiare gli ingressi in città nelle giornate a cavallo di entrata e uscita proprio dalle affittanze turistiche. Considererò anche il doppio giorno, si dice, no? Il giorno di uscita e il giorno di entrata, che in quel caso sono 2 persone. Questo sto già anticipando quello che sarà quando faremo il calcolo per il numero di persone che ci sono a Venezia. Grande successo ha riscosso la prima tappa di Campioni di Vita, l'evento dedicato agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, in cui lo sport diventa metafora di inclusione e rispetto della diversità. Tanti i campioni con i quali i ragazzi si sono confrontati.
Oltre 500 gli studenti delle superiori oggi al Teatro Corso per seguire 3 grandi atleti italiani di livello mondiale. L'iniziativa #Campioni di Vita ha l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi e ragazze su come affrontare le sfide nello studio, nello sport e nella vita in generale. Il titolo è Campioni di Vita, campioni quindi nello sport, ma soprattutto nella vita quotidiana, quella di tutti i giorni. Sul palco Onei Tapia, medaglia di bronzo ai recentissimi Giochi Paralimpici di Tokyo nel getto del peso e nel lancio del disco per non vedenti. E la velocista Oksana Corso, argento mondiale sui 100 e 200 metri alle Paralimpiadi di Londra e detentrice del record mondiale sui 400 metri di velocità. Con loro anche Andrea Lucchetta, campione del mondo con la nazionale di volley, e Adriano Panatta, tra i migliori tennisti italiani di sempre. Sono degli esempi per i ragazzi. Sicuramente, i ragazzi ne usciranno sicuramente migliorati dopo questa esperienza. L'incontro con questi campioni dello sport mondiale paralimpico rappresenta il modo migliore per comprendere come un limite nella diversità si possa trasformare con tenacia e volontà in potenzialità, permettendo grazie a una forte motivazione e alla valorizzazione dei talenti di arrivare a traguardi e vittorie speciali. Con la forza di volontà e con l'ottimismo si arriva ovunque, ha ribadito Onei Tapia. Perché nel loro percorso troveranno anche delle difficoltà e che ci sono anche dei modi in cui si possono affrontare queste difficoltà e quindi di non abbattersi davanti alla prima situazione. Credere in se stessi, avere un sogno, rende tutto più facile anche il raggiungimento di vittorie insperate, ha detto Oksana Corso ai ragazzi. Penso che in realtà, al di là delle medaglie, il più grande risultato è riuscire a fare dei piccoli passi per la propria vita e per la propria persona. Dopo la prima tappa, il tour toccherà altri 4 capoluoghi italiani. L'attenzione che i ragazzi hanno messo qui all'interno di queste 2 ore e mezzo che abbiamo trascorso insieme è la cosa più bella, perché vuol dire che queste generazioni, se noi abbiamo la chiave emotiva, empatica, acquisiscono per la loro crescita sportiva, ma soprattutto umana come individui. È davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. Rapido susseguirsi di perturbazioni sull'Italia con la più intensa prevista per giovedì 15 dicembre, altro maltempo in arrivo. Nel dettaglio sul Veneto avremo nebbie locali su pianura e valli, poi in dissolvimento e dopo una mattinata con nuvole e qualche schiarita soleggiata il tempo è destinato a peggiorare rapidamente con piogge via via più diffuse, localmente abbondanti, specie sul delta del Po e zone limitrofe. Quota neve a 800-1100 metri. Temperature minime in calo, comprese tra -3 e 1 grado, massime tra 4 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui di mattina cielo poco nuvoloso e qualche foschia. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità e precipitazioni in genere moderate. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, massime sui 6-10 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato inizialmente, la nuvolosità tenderà ad aumentare in giornata. Dalla serata saranno anche possibili deboli piogge, nevose a tratti fino in valle. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Rizzardo SRL. Da oltre 40 anni sul territorio con professionalità, serietà e un team competente e qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.